You ass! Come here, ass! Fuck! Scusa, Che papà. cazzo è Gianluca? Ma non si bussa nel mondo dei bruchi! Sì, ma era aperto e io... cioè... Papà? Ma cos'è, uno spinello? No! Uno spinello di droga? Dove sta? Ma questo? Ma no, ma questo è il Fiodena, Gianluca! Fiodena? È il Fiodena! Quello che chi non so fuma è il Fiodena mignotta! A te che cazzo ne sai Gianluca che se non stavi come quella stronza di tua madre portarci via quando non l'ho investita che c'era un'occasione invece ho frenato quella volta. Se non fosse così io adesso ti passerei il Fiodena e farei come con i miei compagni rivoluzionari del 68 quando poi uscivamo a manifestare a scovaccia questo mondo e quell'altro. E invece te sei questa generazione che gli piace scovare su Facebook che i ragazzini gli mandano le foto del Sims e queste stanno a schiacciare i bottoni. Ma non vi fate schifo cazzo. E Gianluca ti piace il pezzo, eh? Di cosa? Pezzo di cazzo. Dai Gianluca, ammazza il Fiodena che poi andiamo a schiacciare i ciclisti sulla statale. No, papà, dai, Fiodena... Dai cazzo Gianluca, fuma il Fiodena, non mi far alzare la voce a tuo papà. Dai, mettiti qua, Pier Fiodena. Adesso lo devi fumare. Ma che mica è un piffero, che lo suoni. Ma che fai? Così. Gli dà come un bacio, no? Tieni dentro. E butti fuori, capito? Devo fare anche gni. Cazzo, ma che sta a dire Gianluca? Così devi prenderlo così come se baciassi, tieni dentro e butti fuori. Gni. Che cazzo è Gianluca? Ma che so ste robe da froci? Fuma cazzo! Asci tua Gianluca, dai cazzo! Torna nel mondo dei vivi! Cazzo Gianluca! Hai finito di ansimare come mini pony? Fare il mini pony in calore, cazzo. Sai chi sono inculato per mini pony? Il cavallo di Men. Comunque questo è un altro discorso. Fatela la dormita comunque ogni tanto, Gianluca? Tracci tua, oh. Ma perché? Quante ore sono stato svenuto? Ore. Sono 4 giorni che sta a dormire, cazzo. Manco Gesù Cristo ci ha messo così tanto tempo a resuscitare. Parevi morto. Ti stavo a portare al cimitero, cazzo. Pensa se te seppellisco vivo che ride, cazzo. Sto frignone sotto terra. Aiuto, papà. Vieni a prendere, papà. Ammazza, come fatela la risata, eh? Che magari domani mattina ti svegli freddo, cazzo. Mi fai sempre muro! Papà cerca di essere cordiale con te e te niente, cazzo. Mi fai sempre muro. Portasci tua. Fatto un tiro di Fiodena, ci manca poco che te devo portare la discarica dei torpignattari in mezzo ai cani morti, cazzo. E dai, cazzo. Ma papà, ma perché sono vestito da poliziotto? Perché nel frattempo avevamo finito i Fiodena. E ora li dobbiamo ricomprare. E Fiodena? Sì, i Fiodena, ti ricordi? Bacio. E butti fuori. Fammi vedere come ho imparato. Che cazzo è sto gni? Oh, io te la taglio qua la mano. Ma Margioglio, guarda quei ragazzetti là. Secondo te che stanno a fare?
Chiacchierano. Chiacchierano. So quanto sei frocio, Gianluca. E guardatela la puntata del romanzo criminale. Quelli stanno a spingere Fiodena. Sì, vendono il Fiodena, no? Spingono il Fiodena, lo vendono. Però mica lo paghiamo, che mica siamo stronzi. Va bene? Però, mo te vai là, vestito da poliziotto, e gli dici: Papà? ah, pezzi di merda! Che famo? Il Fiodena me lo date subito o vi porto in questura e prima mi date il Fiodena e poi ve lo faccio buttare culo dall'appuntato Gargiulo? Dai Gianluca. Dai, vai, che tra poco passa il Giro d'Italia, dobbiamo schiacciare Gimondi, lo mettiamo sul covano, lo portiamo al passo del tonale. Mazza quanto sei triste, ma che cazzo c'ha mini pony nel culo? Dai Gianluca, vai. Senti, papà. Dai cazzo! Ma è pericoloso. Dai cazzo, vai Gianluca! Vai, fidati del papà, se il papà ti dice una cosa, te devi fidare. Ma è pericoloso. Dai cazzo! Il cappello me lo metto? Sì, mettitela al culo. E certo che lo devi mettere, se hai mai visto uno sbirro senza cappello? C'hai i mini pony in testa che fa così. Dai cazzo Gianluca, vai. Dai cazzo. E sta lo sbirro. È lo sbirro. Ci vogliono far cancellare tutti quanti. Piatelo. Dai cazzo Gianluca! Ma che sei stato in bagno? Ammazza figlio mio, sono entrato, ho dovuto chiamare l'FBI per far trascinare la zona. Guarda che se schiattate il disco volante dal pianeta di stronzi. Ma che cazzo te mangi all'università? I cadaveri da autopsie? Ma io non ci sono stato in bagno, papà. Ma ci sei stato in bagno? No. Allora chi c'è stato? Il fantasma di Andrea? E chi è Andrea? Quello che dice che stitico e poi c'ha la diarrea. Cazzo, sta a ridere pure il bruco, cazzo! E ridi Gianluca, e poi apri che c'è puzza de palle qua, cazzo! Sta sempre qua chiuso, rintanato a martorizzarti di seghe, cazzo! A ciuccia sordi, ma come cazzo fai, Pipi? Che lavoro fai? Ma io lavoro all'università, papà. Ah, e poi curo il terrario giù allo zoo comunale anche. Che cazzo te lavori so? Ma sei scopa almeno? Ma in che senso? Ma come in che senso? Ma sei ermafroditico? Scopare! No, papà, dai, io ho la fortuna di lavorare con le mie passioni. Pensa che la settimana scorsa allo zoo comunale si sono schiuse le larve del lombrico della Tanzania e praticamente ci sono tutte queste farfallette colorate che spiccano il volo in tutte le direzioni. Prrr, prrr, prrr. Papà? Ma che cazzo dici? Come lo sanno tutti che il bruco della Tanzania è figlio della mignotta? Perché? Che prima dice che il serpente, poi al culo te lo butta. Ed è pure parente del bruco di Santo Domingo. Il bruco di Santo Domingo. Certo, Gianluca. Ma sei sicuro che esiste, papà? Certo, controlla. Controllo un attimo sul brucario perché mi sembra strano. Può essere, però. Gianluca, bruco di Santo Domingo. Prima volo e poi al culo te lo spingo. Ma vaffanculo, Gianluca, cambia lavoro, cazzo. Te Gianluca, hai mai fatto il corso di teatro? Perché te c'hai la faccia d'attore. Certo. Mettiti di profilo un attimo. Altro profilo? No, più profilato. Certo, c'è proprio un bel profilo Gianluca. Te devi fare l'attore Gianluca, perché se sa che gli attori scopano più da antichi egizi, cazzo. C'è sta un amico mio che fa il cineasta, che sta preparando un film d'autore impegnato, da un film che si suda. Magari c'è una particina per te. Il film si chiama Tarzanal. Tarzana. Immaginate che bello, Gianluca De Ceglie, Tarzana, carico una locandina, no? Che stai piegando. Presente il film? Ma che film è Tarzana, il papà? Vaffanculo Gianluca, il film quello delle liane, delle scimmie che si inculano i koala. Dai, Tarzana al cazzo Gianluca.
Dai cazzo che papà deve diventare attore di Hollywood, Gianluca! Hai fatta la cacca? Perché? Dai cazzo! Perché? Perché? Papà ti fa diventare attore di Hollywood, così magari la smetti di farti le seghe con i braccioli, cazzo! Ma che cazzo credi? Che papà non lo sa che cazzo ci fai con i braccioli? Che i gonfio fai fa il seghino, cazzo! L'anno scorso è venuto il nipote di qua stronza di tuo zio, doveva far bagno in piscina, stava tutto il bracciolo appiccicato. Ma vaffanculo, Gianluca! Dai cazzo! Ma sta a ondulare, cazzo! Piano al culo! C'è Marica! La conosci Marica? Che cazzo vuoi conoscere? Dei mini pony è arrivata. Beh, ti presento Marica. Marica, questo è il mio figlio, Gianluca. Piacere, Marica. Ciao, piacere Gianluca. Che cazzo gridi ancora? Basta, abbassa la voce. Quante volte te lo devo dire? Gianluca, ma hai fatto la cacca? Andiamo, vieni che ti porta a conoscere il regista, forza, vieni dietro a papà, ragazzo. Sta girando la scena. Oh, ma hai fatto la cacca? Gianluca, lascia stare la gente, perché parli? Poi abbassa la voce. Ma te quando stai a lavorare con i bruchi arriva uno e te parla, no? Non ti porto più, cazzo. Vieni che c'è sta il regista. Questo qui chi è E invece? basta con ste domande, cazzo! È l'assistente alla regia. Hai fatto la cacca? Papà, ma perché tutti mi chiedono se ho fatto la cacca? Stop! Papà? Ma che cazzo ne so, Gianluca? Non lo so, ti prego, basta. Vieni che ti presento il regista. Molto brava, Jane, molto brava. Ciao, scusami, ti Ruggero! Ciao, come stai, maestro? Tutto bene? Molto bene, ti trovo bene. Questo è mio figlio, Gianluca. Salve. Hai detto che c'avevi una particina per lui, no? Nel film. Ha fatto la cacca. Ha fatta. Andiamo sul set. Andiamo sul set, dai, cazzo. Vieni sul set, Gianluca, guarda quante attrici che ci stanno, fai amicizia, no? Guarda lei, vedi ancora, tocca. Ascolta, io questa scena la giro senza stacchi. Un piano sequenza unico. Sempre tutti dei non te mollo mai. Io sono 25. A 25 mm? No, sono centimetri. Poi lo capirai. Gianluca, questa è la scena madre. Tu sei Tarzana. Questo è il tuo ambiente. Sei stato allevato dalle scimmie. Però c'è un problema. Che problema? Le scimmie non ti riconoscono più come un loro simile. Perché? Perché sei il figlio della merda, Gianluca. Che c'è? Che guardi? No, non sono scimmie, sono serpenti. Sono serpenti della Tanzania, vedi qua. Gianluca, questa è la scena madre. Sì. Tu sei Tarzana. Questo è il tuo ambiente. Sì. Sei stato allevato dai serpenti. E le scimmie? Dimentica le scimmie, cazzo, Lascia Gianluca, perdere ti ho le appena scimmie. detto che non ci sono più, ascolta. Non ci sono più scimmie. Non c'è fare più muro, gente. non fare muro. Ci sei tu con i serpenti. Sì. Però c'è un problema. Sì, che non mi riconoscono più come un loro simile. No, tu buttane al culo. In posizione! Giriamo, vieni Gianluca, mettiti qua, mettiti sul set, al centro, eccoti qua, guarda che bello il mio Tarzano. Bellissimo l'attore, non l'ho fatto finito, Ma papà, ma me lo buttano al culo? Gianluca, ma che cosa dici? Ma che cosa credi che sono un mostro? Ma credi che io sia capace di una tale mostruosità? Io che sono tuo padre, io ti voglio bene, cazzo, Gianluca. Anch'io ti voglio bene, papà. Allora abbracciami, cazzo. Non potrei mai permettere che ti capitasse una cosa del genere. Hai capito? Sì, papà. Hai capito bene? Sì, papà. Più forte, cazzo. Sì, papà. Allora, dai cazzo, togliti l'accappatoio. Guarda che bello il mio Tarzano. Bellissimo. Dai, chi non è di scena fuori?
Entrino i serpenti della Tanzania. All'anima di mortacci di serpenti. E questi non sono serpenti, l'intero rettinario, cazzo. Motore. Azione. Dai cazzo Gianluca, poi hai capito perché dovevi fare la cacca? Dai cazzo Gianluca, fai l'urlo di Tarzana. Questo era buono. Scusa, papà, su un attimo al telefono con Fabiana, arrivo, Senti, ci sentiamo dopo allora, Bruchina? Va bene. Ciao, Bruchina. Ciao, amore, ciao, ciao. Papà? Ma Gianluca, non me la devi manco nominare quel rantolo di cane morto, cazzo. Che quando sorride pare un cassonetto da spazzatura, che schiaccia il pedale e apre la bocca, cazzo. Che gli esce sto alito di carogna, porca puttana. Gianluca, dai cazzo, fatelo dire, è proprio un cesso quella. Sì, papà, io ti voglio bene, però non devi parlare male di Fabiana, Allora Gianluca, papà parla male di chi cazzo gli pare perché questa è casa mia, va bene? A te serve uno che ti manda a fanculo, cazzo Gianluca, è propedeutico per te. E c'è sta tuo padre che ti manda a fanculo quotidianamente, quando sarò morto me ne piangerai. Anzi, via carta e penna che famo il testamento di Ruggero, dai cazzo. Ora? No, non ora, prima aspetta, vado di là, ti piglio tutti i miniponi, ti faccio mangiare uno a uno, cazzo! Ora sì, via carta e penna! Ma perché c'è un figlio fregnone così che gli piace il minipono? Ma non gli piaceva, poteva piacere la droga, un tossico come tutti. No, il miniponato c'ho. Dai, scrivi Gianluca. Io, Ruggero De Ceglie, nel pieno delle mie facoltà intellettive, lascio tutti i miei beni, mobili ed immobili a... È scritto. Nignì lo devo scrivere. Gianluca, scrivi senza fare domande per cortesia a papà che il testamento è una cosa seria. Sai scrivere senza chiedere niente? Io, Ruggero De Ceglie, nel pieno delle mie facoltà intellettive, lascio tutti i beni, mobili ed immobili a... Ha scritto. Sì. Hai scritto? Sì. Dai cazzo, leggi allora. Io, Ruggero De Ceglie, nel pieno delle mie facoltà intellettive, lascio beni, mobili ed immobili a Cazzo è sto gni e basta! Io te la spacco la televisione così i miniponi non lo guardi più, cazzo! Che puntata c'era oggi del minipono? Quello che si inculini i puffi? Scrivi Gianluca! Io, Ruggero De Ceglie, eccetera, 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 lascio tutto a Irina Svetlanova, modella de smutantissimi. In fede, Ruggero De Ceglie. Ma tutto? Gianluca, quando ti farò il tuo testamento lascerai tutto ai miniponi. Papà, lascia tutto alla fregna, va bene? Oh, e che cazzo? Ma la mamma lo sa. Allora, lascia perdere la mamma, che al testamento di tua madre ci penseranno gli aborigeni che gli lasceranno un campo di lance di bambù che almeno si mette le scintille nel culo a posto per tutta la vita. Va bene? Io gli lascio tutto a Irina Svetlanova, cazzo. Quella sì che è la donna vera. Ma papà, ma neanche la conosci. Allora, Gianluca, puttana, ma c'è bisogno di conoscerla, Guarda qua. Questa non la conosci, Guarda qui che bucio, te c'è il bucio così. No, non c'è, infatti papà non ti lascia niente. Guarda qua, questo lo conosco molto bene io, infatti gli lascio tutto, cazzo, io gli lascio pure gli organi interni a Irina Svetlanova. Che da quando c'è lei anche Roma è più bella, capito? Con queste gigantografie che ci stanno della pubblicità a coprire sti monumenti vecchi puzzolenti di piscio di gatto. La settimana scorsa sono andato a Roma che dovevo andare allo strip quello del Capriccio, quello che c'è sta a Casa Bruciata, no? Piata Casilina con Sergio il Puzza. Arriviamo davanti a sta gigantografia e diciamo, meno male, guarda che bella che è finalmente questa città con delle fotografie consone a degli scroccafregna come noi. Hai visto la foto che c'è stata sulla Casilina? No, papà, io non ci sono mai stato a Roma. Papà? Papà? Ma come non sei mai stato a Roma, Gianluca? Ma questo è gravissimo! Ma come? Ma scusa, ma il fatto che noi viviamo a Milano non è una buona scusa per cui tu non sia mai andato a Roma, cazzo! Dai Gianluca che papà ti porta a Roma, dai cazzo, vestiti. Ma adesso? No adesso. Allora, prima Gianluca dobbiamo aspettare che i miniponi vengano lanciati nello spazio con lo shuttle.
che colonizzino il pianeta di Marte e che creino una nuova tecnologia fatti dei fregnetti che battono tutti l'arcobaleno. Poi ci sarà una guerra dei mondi tra miniponi e esseri umani e ci sarà un solo sopravvissuto. E sai chi è? Chi è? È Miniponi Fulmine? Il miniponi fulmine non può essere perché il miniponi è morto su Marte, che è entrato il fulmine nel culo, quindi non è lui. Sono il Miniponi Fulmine che è l'unico che comunque poteva farcela, non lo so, chi? Sto cazzo, dai Gianluca, vestiti! Dai cazzo che papà ti porta a Roma, cazzo! Quello mi sta pure a scottare, capito? Quello pensa veramente che il miniponi esiste, che c'ha l'anima. E certo, l'anima di riportarci tua, Gianluca! Che sta aspettando lo shuttle delle 5? Muoviti, cazzo! Con sto miniponi, cazzo, nella testa! Ma perché, cazzo, è così? Dove che cazzo le ho messe, porca puttana? Ho aperto le cose, ma è possibile? Stanno qua, stanno. È possibile che mi stanno un coglione, cazzo. Gianluca, Sì? ma te l'ho dato a te i chiavi della macchina? No. Che cazzo stanno? Forse sotto il mandarino? No, non ci stanno qua. Niente, mi sta a scordare cose che mi rincoglioniscono per furia di sti fiori. Gianluca, ti posso fare una domanda? Sì, papà. Ti ho dato a te i chiavi della macchina. No, papà. Ma che cazzo guardi? T'ho chiesto una domanda, eh? Non è che t'ho chiesto soldi o quant'altro. Tacci vuoi, fa sempre muro, cazzo. Gianluca, t'ho dato a te i chiavi della macchina. No, papà. Ho capito, non mi fare muro però, non mi devi fare muro così a papà, perché t'ho fatto una domanda, che cazzo sei, nervoso sei? Dammi una mano a cercare ste chiavi che pare che c'hanno le gambe, c'hanno, cazzo. Io te guardo e vedo il capolinea del genere umano, ma te dovrebbero fare uno shuttle che te mandano sulla luna e te ce mollano sulla luna. Cazzo, beata ignoranza davanti a sti videogiochi che te l'ho detto, te fanno fare al pisello, cazzo, Gianluca. E poi apri che c'è puzza di sottopalle qua. Di? Le sottopalle, no? Sai quando ti gratti il sottopalle da dentro il pantalone che c'è sta tutta la pappetta, il sudorino, che poi uno sa, lo usa per riconoscersi e gli piace pure, no? È pure una cosa eccitante, no? Che schifo, papà. Dai, lo sai che mi dà fastidio quando sei volgare? Ah, io sono volgare. Io sono volgare, ma questa è bella. Io che sono cavaliere del lavoro, che ho studiato la figlia della mignotta nelle migliori scuole di Roma, cazzo. Io che l'ho costruita questa città. Pure i palazzi quelli con la lana di roccia e l'Ethernet. Manco uno ne è caduto, cazzo. Bel minimo. Ma che cazzo fai? Sfidi tuo padre? Gianluca, stai sfidando tuo padre? Credi di essere meglio di me? Sfidami, dai, sfidami, forza. Chi si è purgato più fregni a Roma? Io. Chi è stato in Brasile e c'ha 66 figli che non ha riconosciuto alcuno? Io. Chi conosce il capitano Francesco Totti? Io. Chi si è purgato a noi? Io. Dai, forza, sfidami a qualsiasi campo, non c'è problemi. Il videogioco dei miniponi. Perché c'ho il minopono? Vabbè, non c'è problemi, Gianluca, non c'è problemi. Ruggero vince pure il minopono. Come cazzo è Ma questo? tu devi venire dalla parte mia o dalla parte tua? Ma questo fregnetto qua a che serve? No, ma non puoi fare niente perché ti ho paralizzato con l'arcobaleno. Ho capito, ma lo devo ciancicare il coso lì. Gianluca, rispondi, No, quelli cazzo, sono che se miei. te credo che vinci. Ma scusa, il tortino di merda, lo devo pestare o lo devo mangiare? Non ho capito. Ma poi non funziona il No, sei tasto paralizzato, qua. un altro arcobaleno. Ma te mi stai a paralizzare Fanculo, Gianluca, basta, la televisione di papà e non si gioca più, mo, sto gioco da fregnone. Ho detto basta! Con sti giochi da invertiti, cazzo! Dai, andiamo che papà ti porta a fare un gioco da veromo. Dai, cazzo! Ora? Allora, no, prima mi metto la televisione giù, ti faccio giocare a minipone, ma te ci faccio entrare con la capoccia dentro la televisione del minipono, cazzo! Ora! Sti giochi ma da bambini rincoglioniti, ma perché sei così? C'è riflessi di imbruco, c'hai! Papà sì che è uno che sa giocare, cazzo! E adesso ti faccio proprio vedere Gianluca, dai cazzo! Ecco Gianluca, guarda che bel posto ti ha portato papà! Questo è un posto dove si respira l'odore di sport e di agonismo, dai cazzo! Questo è un posto da uomini veri, qui non c'è spazio per i miniponi, hai capito? Papà, ma a me mi sembra più un posto dove fanno le liste clandestine, altro che sport. E poi mi scappa fortissimo pipì che non mi è nemmeno dato il tempo di farla prima di uscire. Luca, se non te stai zitto, ti faccio bagnare il televisore, cazzo! Anzi, aspetta, Maschio, vieni qua! Chi è? Per quel debito, via del televisore, stiamo a posto così, non ti fa più vedere, ok? Viaggia! Allora Gianluca, questo è il Fight Club, lo conosci il Fight Club? No, papà, ma poi a me la violenza mi ripugna. Gianluca, sta a maturare il ripugno in bocca se non la smetti. Qual è la prima regola del Fight Club? Non lo
Non so, pagare la retta mensile? Mostrare il tesserino all'entrata? Tesserino te lo faccio mangiare. La prima regola del Fight Club è che te la pinda al culo. La seconda è che te la pinda al culo, non lo dice a nessuno. E la terza... Che te la pigli nel culo? Oh, finalmente ti è entrato qualcosa in quel cervello bacato de bruco stronzo. Ah, Lello! Ti a posto, Lello? Chi te sta scovando sto periodo, Lello? Mi moglie. Ma vaffanculo, Lello, ma pensa la tua di moglie che c'ha più baffi di Magnum P.I. Infatti la chiamano Magnum la P.I. in dal culo. Ma vaffanculo, Lello. Allora, Gianluca, ma quando è il tuo turno, te vai lì e gli dici che sei il bruco di Trastevere e so cazzi per tutti. Ma io sono contro la violenza. Anche i Puffi, sai anche un cartone animato per bambini. Però ti insegna che la violenza non serve a niente. Anche Gargamella è il cattivo, ma non viene mai picchiato. Papà? Ma che cazzo c'entrano i puffi che sono tutti froci? C'hanno pure il cazzo di dietro, c'hanno il cazzo esposto quelli. Ma è la coda quella. La coda? Quanto sei ingenuo, Gianluca? Ma perché sei così ingenuo? Te devi essere guerriero, cazzo! Ti ricordi ispanico? Ispanico! 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 Se mi picchiano? Se ti picchiano è giusto, dai cazzo Gianluca, perché mi fai muro? Mi fai sempre muro! Papà ti porta a fare un'esperienza da uomo e te gli fai muro, cazzo, gli fai muro! Gianluca, ti prego, non mi fare muro, cioè proprio mi dà fastidio, cazzo! Se ti chiedo una cosa, papà, tu lo devi ascoltare! Alla mattina io mi sveglio e mi fai muro, e il pizzattone sul raccordo mi fa muro, pure la mamma di mia moglie mi fa muro, ma se la può piare in dar culo, e il mutta fuori all'ingresso mi fa muro, e il porchettaro da Maiana mi fa muro, e se ti mostro la presenza mi fai muro, ma vaffanculo, e mi fai muro, cazzo, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, mi fai muro, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, muro, cazzo, e mi fai muro, cazzo, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, mi fai muro, mi fai muro, cazzo, mi fai muro, cazzo, mi fai muro. Ah, è finita. Gianluca, hai capito, mo? Ma io ho paura, papà. Gianluca, ma tu non devi avere paura, perché tu hai queste. Lo sai che so queste? Sono le cioce mitologiche del nonno. Con questo il nonno ci ha fatto la guerra del 15-18. Stava in trincea, è uscito dalla trincea con queste ai polsi, ha scominato le linee austriache a colpi di cioce in faccia. Metti le mani così. Tiè. Mo che c'hai le cioce in mano, te vai dall'avversario e gli fai la bass pass. La? La bass pass, la mossa. Quella che allarghi le braccia. Chiudi a pinza nelle tempie dell'avversario. Prova, Gianluca. Cazzo è sto gni? Non hai mai visto Bass Pass grande e grosso che fa sta fregnata? Dai cazzo Gianluca. Sì, ma papà, ma il gni lo devo allora, fare. a mo te picchio, Gianluca, te picchio io prima Turno del nuovo sfidante, il bruco di Trastevere contro il nostro campione, Necrofilus. Dai cazzo Gianluca, è il tuo turno. Ma perché si chiama Necrofilus? Tu non ti devi preoccupare, questo quando ammazza la gente, poi la porta a casa e gli fa la coloscopia. Ma non ti preoccupare, con i cioce te vinci, capito? Dai cazzo Gianluca, vai, meno. Anzi Gianluca, ricordati una cosa, non gli sta davanti a Necrofilus, perché quello se mangia i carogni e c'ha l'alito de merda, capito? Ricordatelo bene e poi ciocia. Dai cazzo Gianluca, menagli. Dai forte Gianluca. Dai cazzo, a Baspessi, ricordate, quello è Necrofilus, non ti preoccupare, Necro, ma so cazzi pure per te, c'ha le cioce magiche questo, Dai Gianluca, ricordati, allarghi le braccia, chiudi a pinza nelle tempie dell'avversario. Dai cazzo, a Necro, so cazzi pure per te. Dai cazzo Gianluca, mi raccomando, la cioce magica, chiudi a pinza, chiudi. Dai cazzo. Cazzo è Gianluca? Ti ho detto che vai a Baspessi, allaghi le braccia, chiudi a pizza nella tempia dell'avversario. Se non chiudi a pizza, a Baspessi non funziona, cazzo. Oh, ma è morto! Ma che cazzo dici? Dai cazzo, non può essere morto. Dai cazzo, raga, non famo scherzo. Ma come è morta, oh? Ma non è possibile che è morta, oh! Gianluca! Gianluca, ma come è morto? Oddio, mi è morto Gianluca, come faccio, cazzo? Prendi me, cazzo! Prendi me, cazzo! È tornato dal mondo dei morti! Vaffanculo, Gianluca, mi hai fatto biancorpo, cazzo! Ma se fa un padre di 60 anni, guarda, comincia a correre che t'ammazzo! Giuro che t'ammazzo! Menategli a Gianluca! Madonna t'ammazzo, Gianluca! Madonna t'ammazzo! Madonna t'ammazzo, cazzo!
Madonna t'ammazzo Gianluca, un fregnone così, lo porta al Fight Club e torna dal mondo dei morti, ma è possibile?